Amici della canzone napoletana, oggi parleremo della sceneggiata e si tratta di O Chalet, interpretata da Carmelo Zappulla, che è venuto qui nel Teatro Flagella di Foggia giovedì scorso e ha presentato questa sceneggiata che nel corso di questo programma faremo vedere alcune sequenze che poi fra 2 o 3 mesi faremo vedere l'intera sceneggiata. Nel corso del programma, dicevo, ci saranno delle interviste fatte da me tra il primo e il secondo tempo. A voi Carmelo Zappulla con O Chalet e buon divertimento. Poi non me ne fanno, capito? Ma non ci vado giù la fame, poi me ne fanno, voglio mangiare. Là sto ristorante, Trots, che buffano. E che là così va a finire? Dai, il ristorante c'ha a buffano, sì, me pacchero. Ah, ci silo tu potere? A tu potere. Ah, tu siete A buono? tu potere, la mattina te fa solo a tu potere. Ah, ci silo tu potere? No, ma che va rispettare, ho seguito da tutti quanti. No, ti do rispetto, ma non fanno E tu sai, sono loro che salutano a me. Come no? Io non saluto a nessuno. No, guarda, ma nessuno. tu. Ma state zitto, vero? Ora saluto a me. Sì, E tu sai. Vabbè, hai ragione tu, voglio vedere proprio. Ah, no, saluto allora a me. Buongiorno! Ui, Roberto Bene! Giulietta carissima! Vabbè. Come stai, tu ne? Non c'è mai, così. Ma tu ti fai sempre più bella, ma che fai? Che crema usi? Cosa usi? La crema ricciale, quello che è. Ciao Gigi! Saluta bene. Visto? Ehi Gigi, che sta? Sta nervoso. Che sta? Ma che pensi? Ma dite che la mulher che si promette dice che mi pigliare a pacca a me. A chi? Ah, ci silo tu potere? A chi piglia la pacca? A te. Nessuno. Ma che ti piglia la Ah, pacca? ci silo tu potere? Ma che vuole bene tutto quanto, Gigi? E specialmente in tuo ristorante vuole bene, tu ne? Perché l'ha proprio in un ristorante dove va? A chi? A chi? A chi, Gigi? A me. A chi? A chi? A chi? A chi? Ma ricorda. Ah, ci silo tu potere? Ma che ti piglia la pacca, Gigi? Ma che cavolo, ci si va anche niente, però. Io non dichiaro guerra all'America per rispetto a Cristoforo Colombo. Ma state zitto, fornisce il basta. La finisce. Quelli a fornisce. Azzo. No, parlo io, che è in sente proprio. Cicci. No, finisce. Ah, Gigi, lo fornisci, no, ya? Cicciari, lo fornisci. La finisce. Azzo. Gigi. Ehi, calmati, no? La finisce. Azzo. Gigi. Fallo per me, fornisci, no, ya? La finisce. Uè, lo fornisci. L'ho finito. Ah, ma non lo voglio bene a me. Tu hai avuto sempre rispetto per me, Gigi. Ah, ci silo tu potere? Andiamoci, Piglio la pacca a me. andiamoci, Gigi, ya? Sa, non mi fa. Fallo, che sa? Ma mi hai capito niente? Non si promette che mi piglio la pacca a Ma me. che ti piglia schiaffo a te, Gigi? Ma che ti piglia schiaffo? Ma non tanto bello. Ma che mi piglia qua? Ma che mi piglia schiaffo a Ciccioli? Ma che ti piglia schiaffo? Ma che ti piglia schiaffo? Che mi piglia schiaffo? Che mi piglia qua? Ma chi? Se no a me. Chi si permette di pigliare a pacca a te? Ma chi si permette? Parlo me, chi si permette? Chi si permette di pigliare a pacca? Ma chi si permette? Ma chi si permette? Chi si permette? Chi? Chi si permette? Ma chi si permette di pigliare a pacca? Chi? Chi si permette? Tu! Cicci, non ti sto toccando. Vabbè, ma stai facendo la faccia là? Siamo dietro le quinte del Teatro Flagella di Foggia e qui con me un grande personaggio dell'anno che è Carmelo Zappulla con la sua sceneggiata O Chalet. Come stai Carmelo? Sto bene Nino, ciao a Ti te. vedo così sorridente perché in questo periodo il successo che ha ottenuto è così grande, diciamo, perché abbastanza. dopo Povero Amore, Pronto Lucia, qui tutti quanti ti hanno visto nel film Pronto Lucia con un successo perché battevano anche le mani nel teatro. Quest'amico chi è, scusami Carmelo? No, questo amico è un signore, ecco se ci dice la telecamera di venire prima perché stanno abbassando, poi stiamo lavorando, stanno cambiando Sì. la scena.
Dicevamo qui stanno preparando le scene di Oscialè, siamo tra il primo tempo e il secondo tempo. Vuole passare dal lato di qua? Scusate che è un momento stiamo prendendo tutto dal vivo nel cambiamento della scena, del primo al secondo atto. Comunque questo amico è un carissimo amico mio, questo è uno dei fans. Vuoi dire qualcosa a riguardo di Carmelo Zappullo? È uno dei fans più accaniti. Beh, io direi per me Carmelo è un grandissimo cantante, è molto simpatico al pubblico foggiano e lo ammirano tutti i foggiani, maggiormente Ma soprattutto le donne, se non sbaglio, è vero? la mia famiglia. No, lui deve dire, ogni volta che viene qua a vedere lo spettacolo viene lui assieme a 40-50 persone, ma sono tutti parenti o amici, chi sono? Tutta la mia famiglia. 50 persone. E ti ammirano tutti perché sei grandissimo. A me fa tanto piacere comunque. Ecco. Ogni ora, ogni minuto che passi ti voglio sempre più bene. Pare che tutte le cose più belle del mondo si sono formate a cari dall'occhio tuo. E stiamo tanto bene, perché ti fa paura l'amore nostro? Che mi ricordo il passato, Maria, mi sento nessuno. Senza mamma e senza padre, solo mezza una vita. Perché se poi mi sento così? Scusa Maria. Ma per miracolo? O forse perché ti sei stancato e mi fa soffrire? Senza sapere come e senza sapere perché mi sono trovato qua in America. Per me dei papà tu sto qua. Faccio il direttore del locale, Maria. Un posto veramente importante. Ma tengo una cosa che è più bella. È più cara, è più meravigliosa che tengo in coppa mondo. Tengo a te, Maria. Quando esiste l'amore? Quando esiste un bene come a noi piace un bene? Ho passato che non esiste più. Rompe! Maria, poi tu sai che pensi? Ma se tu mi avessi la saga che te ne facessi, ero a finire. Poi pensi che non è vero, ma l'anzi. No, Robert. Certi poi pensi scappare in cielo fare lontano, tutti e due solo. E tuo padre? Non so meno che si fa, aspetta un momento che la di chi. Maria. Maria, ma non hai capito che non riesci a comprare da mesi? Con una mano e dicere quanto ti voglio bene. S'amore tuo mi porta più lontano, sta bocca tua mi porta a dove. Dammi prima bene per chiudere il sogno per non mi scegliere. Se mi vista l'assa tiene a mente notato e l'ora passata scegliata per me. Volesse te a Mongenno ma non t'ho fatto te. Non vede che impazzisco, ma già farendi impazzire. Se mi avesse lasciato, dammi prima bene per chiudere sti occhi per non mi Melo, vuoi dire le tappe che seguiranno dopo Foggia?
Dunque io questa sera con Foggia sto iniziando il Giro delle Puglie, starò qua 15 giorni, farò questa sera Foggia, sto facendo Foggia, domani sto a Cerignola, poi faccio Bari 3 giorni, Taranto, Bisceglie, Barletta 3 giorni, Bari 3 giorni. Farò 15 giorni, Conversano, sì, dopodomani, per la prima volta vado a Conversano. Diciamo una cittadina dove piacciono pure le sceneggiate napoletane. Dopodiché, dopo la Puglia, farò 10 giorni a Torino, poi quest'anno tocco una città nuova, che sarà Trieste. Trieste, poi faccio Verona. Già ho fatto il nord, già ho toccato Varese, Bergamo, 10 giorni ho fatto Milano, allo Smeraldo di Milano. Ho riscosso un successone, un grande successo. Mi meraviglio che la canzone napoletana sta andando anche a Verona, a Trieste. A me fa piacere comunque che la canzone napoletana... Comunque non vorrei che la canzone napoletana o la sceneggiata napoletana si ferma solamente a Verona e Trieste. No. Si sta cercando un pochettino di emancipare un po' la sceneggiata napoletana e sia i brani napoletani, va bene? Di portarla in delle città dove, almeno io cerco di portare la sceneggiata e i brani napoletani, dove diciamo la snobbano un pochettino la sceneggiata e la canzone napoletana, tipo non lo so, Venezia, tipo Bologna. Ecco, nel Veneto, comunque è una tappa importantissima. Mi auguro che si possa inserire pure in queste città la sceneggiata napoletana. Non deve essere solamente l'Italia del Sud, ma anche quella del Nord, certo. Dall'altra parte. Dunque, mi vuoi dire qualcosa a riguardo del futuro, Carmelo? Che cosa bolle in pentola di Dunque, ci sarebbe un film che già io ho firmato il contratto con la Titanus, di un brano che ho fatto sull'LP Povero Amore. Questo film porterà per titolo Due giovani amanti. Due giovani. Non è sicuro, va bene, non è sicuro, però 99 su 100 ci dovrebbe essere Ornella Muti a fare la compagna. Benissimo, allora una buona compagna. Diciamo la lei. E mi raccomando, volevo mettere in mano a posto con Ornella Muti. Non c'è problema. La posta, mo. No!